santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'Angelo Custode. O Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente, perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portati in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esori figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore, nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera. Così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te,
Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa riunita dallo Spirito Santo, una, santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti, Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro, Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo, o Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata,
grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria. O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti. O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria. Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza
questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve, salve Regina. Sulla collina, nel silenzio preghiamo, le tue parole dolci come il vento. Madre, ascolta il nostro cuore, porta pace, speranza con il tuo amore. Mentre preghiamo uniti a te, sentiamo il paradiso scendere con te. Maria, ascolta il nostro cuore, porta pace, speranza con il tuo amore. Maria, madre mia, ti canto con amore. Sei il
con il tuo amore. Buongiorno a tutti voi, fratelli e sorelle, Dio vi benedica sempre tutti, pace e bene, Ave Maria. Come ogni giorno, prima delle preghiere del mattino, riflettiamo sulle letture del giorno. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli e sorelle, oggi è 16 luglio 2025, festa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Carissimi fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi ci regala una delle preghiere più belle di Gesù, una preghiera di lode che nasce da un cuore grato e innamorato del Padre. E rileggiamo dal Vangelo di oggi: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Queste parole, fratelli e sorelle, ci conducono subito ad una riflessione davvero importante per tutti noi. Dio che si rivela a chi ha il cuore semplice, agli umili. Questo di Gesù non è un elogio all'ignoranza, ma una critica all'orgoglio, alla pretesa di comprendere Dio con la sola testa, di possederlo con il nostro sapere, con la nostra logica, con il nostro controllo. Ma oggi mi sono fatto una domanda: chi sono i piccoli a cui il Padre rivela i suoi segreti? Carissimi fratelli e sorelle, i piccoli sono coloro che hanno il cuore umile, aperto, sono quelli che non hanno pretese, che non cercano di dominare la verità, ma si lasciano toccare e trasformare dalla verità. Sono i poveri in spirito, i miti, puri di cuore, ce lo ha ricordato Gesù nelle Beatitudini. Sono quelli che sanno ascoltare, che si fidano, che si lasciano guidare. In fondo, fratelli e sorelle, i piccoli sono quelli che sanno di non sapere tutto e proprio per questo possono accogliere il mistero di Dio con tutto il loro cuore. I sapienti e i dotti, invece, rappresentano quell'atteggiamento di chi pensa di sapere già tutto, di non aver bisogno di nessuno, neppure di Dio. Queste sono le persone che chiudono il proprio cuore per dare spazio al proprio ego spirituale, però Dio non si lascia ingannare da loro, dal loro schema religioso, perché Dio non lascia spazio all'orgoglio. Carissimi fratelli e sorelle, oltre al Vangelo, la prima lettura è stupenda perché ci parla della vocazione di Mosè, quell'episodio straordinario che ancora oggi ci emoziona tantissimo. E leggiamo un pezzo della prima lettura di oggi.
l'angelo del Signore apparve a Mosè in una fiamma di fuoco in mezzo a un roveto. Fratelli e sorelle, è bello vedere Mosè nel deserto, in un tempo di esilio e di silenzio. Non è più il principe dell'Egitto, ma un uomo nascosto lontano dai riflettori. Ed è proprio per questo che Dio lo chiama, per la sua umiltà. Carissimi fratelli e sorelle, una domanda che mi è sorta oggi leggendo la prima lettura: come mai Dio non lo ha chiamato prima, quando era potente, stimato, preparato? La risposta è semplicissima: perché Mosè aveva bisogno di diventare piccolo, proprio come ci dice il Vangelo di oggi, e lo doveva fare per accogliere una chiamata così grande da parte del Signore. Infatti doveva imparare a non fidarsi solo delle proprie forze, a mettersi in ascolto, a togliersi i sandali, cioè a riconoscere che il terreno che stava calpestando non gli apparteneva più. Vedete, fratelli e sorelle, c'è un filo rosso che unisce Mosè e il Vangelo di oggi: la rivelazione di Dio che avviene nel cuore di chi è disposto a fare spazio. Dio non si rivela alle persone che hanno tutto sotto controllo, ma si rivela solo a coloro che hanno imparato a lasciare il controllo. Dio non si rivela a chi ha tutte le risposte, ma a chi ha ancora domande da fargli. Carissimi fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi ci dice questo: nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio voglia rivelare. Qui Gesù, fratelli e sorelle, ci fa capire che Dio non è un concetto da studiare, è un mistero da accogliere, è una relazione, non è una teoria. E per entrare in questa relazione occorre lasciarsi guidare, fidarsi, come fanno i piccoli, come ha fatto Mosè, come ha fatto Maria. Vedete, tutti noi oggi viviamo in una società che esalta la competenza, il successo, la razionalità, e in un certo senso viviamo in questa società di sapienti e dotti. Ma il Vangelo di oggi ci mette in guardia: non tutto ciò che è grande agli occhi del mondo lo è agli occhi di Dio. Vedete, spesso Dio si manifesta proprio dove l'uomo non guarda, nei piccoli gesti, nelle parole genuine, nelle fragilità, nelle debolezze. Ecco perché la fede non è per i supereroi, ma per i piccoli, per chi ha un cuore povero, disposto a ricevere. Carissimi fratelli e sorelle, forse anche a noi oggi il Signore ci sta chiedendo di toglierci i sandali, cioè di rinunciare a ciò che crediamo di possedere, al nostro modo rigido di pensare Dio, di controllare la fede, di voler spiegare tutto. Il Signore si rivela in modi inaspettati e se non siamo disposti a lasciarci sorprendere, rischiamo di non riconoscerlo. Vedete, Mosè riceve una missione: tornare in Egitto, liberare il popolo di Israele, ma non lo farà con la forza dell'uomo, bensì con la forza di Dio al suo fianco. Infatti nella prima lettura di oggi leggiamo: io sarò con te. E questa è la promessa che accompagna ogni piccolo che si fida di Dio, perché non saremo mai soli. Dio, fratelli e sorelle, cammina con noi, è sempre con noi, è l'Emanuele, e cammina con noi anche quando la strada è difficile, anche quando ci sentiamo inadeguati. Allora oggi, fratelli e sorelle, impariamo a diventare piccoli, ma non infanti, ma semplici, non ignoranti, ma umili, per riconoscere che la fede non è una conquista ma un dono e che Dio si dona a chi ha un cuore aperto. Allora oggi, in questa festa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo,
chiediamo per sua intercessione la grazia di vivere una fede viva, semplice, vera, una fede che sa inginocchiarsi davanti al roveto ardente, che sa lodare il Padre anche nella notte, che sa accogliere la rivelazione come un dono, non come un merito. Possa, fratelli e sorelle, il Signore Gesù insegnarci a diventare piccoli, piccoli come Maria, perché solo così potremmo entrare nel regno dei cieli, quel regno promesso da Gesù. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo tutti insieme le preghiere del mattino di oggi, 16 luglio 2025, festa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, oh mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare, Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra d'ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana.
L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria. Sulla collina, nel silenzio preghiamo, le tue parole dolci come il vento. Madre, ascolta il nostro cuore, porta pace, speranza con il tuo amore. Mentre preghiamo uniti a te, sentiamo il paradiso scendere con te. Maria, ascolta il nostro cuore, porta pace e speranza con il tuo amore. Maria, Madre mia, ti canto con amore. Sei il rifugio del mio cuore, o dolce Madre, mia dolce speranza.
con il tuo amore. Pensiero di Padre Pio di oggi. La fede è la luce che guida i nostri passi nel buio della vita. San Pio da Pietrelcina prega per noi e per il mondo intero. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle, siate sempre guidati e protetti dall'intercessione di Padre Pio. Pace e bene, Ave Maria. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo per tutte le vostre intenzioni.
Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. L'angelo disse alle donne: non abbiate paura, voi cercate Gesù il Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui. La risurrezione di Gesù ci offre nuovamente il dono della vita, quello della vita eterna. La nostra speranza è nuovamente illuminata. In questo tempo, carico di sfide, il Signore è risorto, ci doni di porre i segni di una umanità e di un mondo rinnovati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Gesù condusse i suoi discepoli fuori verso Betania e alzate le mani li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Come credenti in Cristo risorto, teniamo lo sguardo fisso verso il cielo, verso le realtà eterne che Gesù ci ha donato con la sua morte e la sua risurrezione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo nel cenacolo. Pietro disse: questo Gesù Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. Il dono dello Spirito Santo ci permette di continuare l'opera di Gesù nel mondo, portando ai fratelli l'amore di Dio e vivendo protesi verso il compimento definitivo del regno di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero glorioso, l'assunzione di Maria al cielo. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. La gloria di Maria è il frutto della redenzione operata da Gesù. Per noi è di grande consolazione sapere che in cielo intercede per noi presso il Figlio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di
adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria, Regina del cielo e della terra. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Siamo chiamati anche noi a far parte della schiera dei santi che fanno da corona alla gloria di Cristo, insieme a Maria, Madre di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo ad advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Nella sera della mia vita, aiutami, o Maria, a ringraziare il Signore per tutto il bene che Lui ha operato in me. Con te voglio cantare il mio Magnificat. Donami la certezza che tutte le mie colpe sono perdonate e che la mia sofferenza di oggi, la mia solitudine, la coscienza dei miei limiti possono portare frutto. Aiutami ad amare quanti mi circondano con comprensione e indulgenza. Insegnami ad accettare il mondo così com'è e i giorni così come sono. Aiutami ancora nei limiti delle mie forze a rendere servizio e, se ciò non è possibile, a donare agli altri un sorriso di riconoscenza, di fiducia e di incoraggiamento. Preservami dalla tristezza, dalla noia e dal cattivo umore. Preservami anche dai rimpianti inutili, dai ricordi che mi turbano, dall'angoscia del dubbio. Dammi la certezza, Maria, che la mia vita ha pur sempre un senso
Ottienimi la fiducia incrollabile di sapere che il Signore mi attende come il padre del figlio prodigo, per accogliermi, stringermi sul suo cuore e farmi entrare nella gioia senza fine. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Santa Bernadetta, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Buongiorno a tutti, mercoledì 16 luglio. Oggi Gesù sale sulla barca con i suoi discepoli e si addormenta. Ci sarà poi l'episodio della tempesta sedata, ma è bellissimo questo addormentarsi. Perché non solo ci dice che Gesù fosse molto stanco, perché si spendeva per gli altri, ma ci dice che si fida infinitamente dei discepoli. Perché non ti addormenti se non ti fidi. Ecco, quando ero piccolo in macchina mi addormentavo perché mi fidavo del mio papà che guidava. Ma poi con altre persone non mi sono più addormentato perché ti mette agitazione se non sei sicuro di quello che fanno. Gesù si fida infinitamente dei discepoli. Noi pensiamo a un Dio di fronte al quale noi possiamo fidarci e addormentarci, ma il Vangelo ci racconta un Dio opposto, che si fida talmente di te che si addormenta Lui. Bello sentire che qualcuno si fida e si affida così a noi. Chiediamo di sapercene accorgere e saper guidare la barca della nostra vita in modo che il Signore possa dormire tranquillo. Buona giornata. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi parliamo del momento più bello che ci sarà se moriremo nella grazia di Dio, ovvero dell'ingresso in paradiso. Dopo tante sofferenze patite su questa terra e dopo la purificazione in purgatorio, finalmente l'anima entra in paradiso per il sangue preziosissimo dell'agnello divino. San Vincenzo Maria Strambi così scrive nel suo libro: chiuso per il peccato l'ingresso alla beata eternità del paradiso, l'umano genere gemeva nelle ombre di morte e tra le più folte tenebre era condannato miseramente all'inferno. Ora, per aprirci quelle beate porte chiuse per il peccato, discese dal cielo in terra il Figlio di Dio,
assunse l'umana carne, si umiliò e si sacrificò sulla croce per aprirci con il suo sangue l'ingresso in quel beato regno. Per entrarvi però bisogna prima passare per il mare di misericordia che è questo sangue di eterna salvezza, e come gli israeliti per entrare nella terra promessa dovettero passare per il Mar Rosso, così chi vuole entrare nella celeste Gerusalemme prima deve immergersi nell'ampio mare del sangue sacratissimo di Gesù Cristo. Quell'anima che nel corso della sua vita si è di continuo purificata in questo sangue purissimo e frequentemente l'ha offerto al Divin Padre, di esso si è alimentata nella Santissima Comunione e se ne è aspersa nella partecipazione degli altri sacramenti, giungerà sicuramente per mezzo di questo mare di misericordia al porto dell'eterna salvezza. Un altro motivo per confortare le nostre anime ed eccitare nei nostri cuori la più viva fiducia di avere l'ingresso un giorno in paradiso per mezzo di questo sangue divino c'è dato da Sant'Agostino, il quale, dopo aver chiamato il sangue di Gesù pegno del suo amore e della nostra salvezza, conclude con tali parole che infiammano ogni cuore alla speranza sicura di quella gloria, mediante la virtù efficacissima del sangue del Redentore. Così dice Sant'Agostino: non cada mai nel pensiero di alcuno di non dover essere ammesso all'eterna felicità, poiché è maggior valore il sangue di Cristo che la gloria del paradiso. Ora, se noi abbiamo il possesso della cosa di maggior valore che il sangue del Salvatore, dobbiamo sperare di conseguire la minore, che è la beatitudine sempiterna. O parole consolantissime, non so se si possa portare un argomento di maggiore consolazione ad un'anima perplessa e timida che fosse agitata dal timore della sua eterna salvezza. Voi avete in mano il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, dice Sant'Agostino, dunque non temete, perché conseguirete la gloria. Il colloquio che segue è un atto di fiducioso abbandono nel sangue di Gesù che un giorno ci schiuderà le porte del paradiso. Quale gaudio mi inonda il cuore, amorosissimo Gesù, a queste riflessioni, e qual viva fiducia mi sento di salvare quest'anima mia in vista di te, mio Gesù crocifisso, perché vedo da quelle piaghe sacratissime grondare il prezzo della mia salvezza e quell'oro inestimabile con cui posso acquistarmi il paradiso. Sì, lo spero, e da voi lo voglio, per i meriti di questo preziosissimo sangue, che non solo è pegno del tuo amore, ma è il mio riscatto e la mia redenzione. In virtù di questo sangue supererò tutti gli ostacoli che si trovano nella via della salvezza, vincerò tutte le tentazioni, domerò tutte le passioni e otterrò grazia di perseverare nel bene sino alla morte. L'esempio finale è tratto dalla vita di Santa Metilde. Un giorno la santa supplicava il Signore per il felice passaggio all'altra vita di un'anima devota. Il Signore la consolò in questo modo: «Figlia, e qual sarà quel nocchiero che, avendo condotta la nave carica di merci sino al porto, quando poi vi è giunto, le getti in mare? Come puoi dubitare che, avendo io sempre favorito quest'anima nello spazio della sua vita, ora che è pervenuta al porto dell'estremo dei suoi giorni, io l'abbandoni? Così chi ha navigato per questo immenso mare del sangue preziosissimo di salvezza non potrà essere privato al termine della sua vita
del frutto inestimabile di questo sangue medesimo che è la vita eterna. Eterno Padre, io ti offro per le mani purissime di Maria il sangue che Gesù sparse con amore nella passione e ogni giorno offre nel sacrificio eucaristico. Unisco le preghiere, le azioni e le sofferenze mie di questo giorno secondo le intenzioni della vittima divina, in espiazione dei miei peccati, per la conversione dei peccatori, per le anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. In particolare te l'offro secondo le intenzioni del Santo Padre e per questo bisogno che tanto mi sta a cuore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sangue di Cristo effuso sulla croce, salvaci. E per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, il Signore Onnipotente vi benedica, vi custodisca e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria. Yeah, he sets my body in motion. He knows how to turn things up. And he knows what gets me going. Yeah, like a little text saying, hey, what's up? They look at me, I'm in a bad situation. Look at him, he's got a bad reputation. They be looking at us, thinking we are too much. Look at me, I'm in a bad situation. Look at him, he's got a bad reputation. They be looking at us. Why do I need to be good all the
Siamo all'interno del santuario dedicato a Suor Giuseppina Bakhita, la santa di Schio. È molto emozionante raccontare la sua storia in pochissime parole, perché in realtà anche la Chiesa merita tanto. Gli scledenzi la chiamano affettuosamente da sempre Madre Moretta, perché infatti lei veniva dal Sudan, è morta nel 1947 e all'inizio faceva parte di un istituto della carità e poi è entrata a far parte delle Canossiane. Difatti questa a Schio è detta anche la Chiesa delle Canossiane, perché c'è una scuola molto importante e tutta questa storia nacque da una scuola per bambini. Questa piccola chiesa neoclassica è stata progettata da Bartolomeo Folladore ed ha una struttura interessante perché è pianta centrale come il Pantheon di Roma, ma anche come tante meravigliose opere d'arte di Palladio, che non a caso siamo sul suo territorio. Però quello che si sente subito è l'atmosfera avvolgente e rasserenante di questo piccolo santuario, un piccolo gioiello a Schio, arricchito anche dalla presenza delle spoglie di Madre Giuseppina Bakhita, che tra l'altro sono proprio raffigurate molto belle, con un calco prezioso di una scultura. La chiesa che vediamo oggi fu cominciata nel 1853 e finita nel 1901, tantissimi anni, ma l'hanno fatta bene. Anche alcuni artisti hanno partecipato, importanti, come per esempio Romano Cremasco, che è autore della bellissima Pietà, di tipo quasi un po' asburgico, austro-ungarico, perché il Cristo stava tagliato. E poi ci sono le Vie Crucis di Guido Cremasco, da vedere sono anche i 4 elementi monocromi di Giuseppe Mincato dedicati alle storie della Sacra Famiglia. Con Madre Bakhita conosciamo anche un pezzettino di storia, perché la sua vita è una storia straordinaria. Qui si può conoscere bene attraverso le fotografie, ma anche l'esposizione permanente. E comunque è clamoroso, oggi non potremmo mai pensare che una fanciulla in Africa venga rapita per diventare una schiava. E ci fa molto orgoglio pensare che un console italiano invece poi la compra per portarla in Italia. È talmente amata da tutti coloro che hanno a che fare con lei fa anche la bambinaia, che vorrebbero adottarla, ma qualsiasi altra vita a lei non interessa. Lei ha l'illuminazione, ha l'ispirazione, ha la vocazione e quindi in questa mostra possiamo seguire tutte le tappe di questo viaggio che l'ha portata poi a Schio alle Canossiane. E magari sarebbe contenta Madre Bakhita di sapere che ci facciamo anche un giro nella geografia grazie alla sua Africa, che è tanto rappresentata in questa mostra permanente a partire dal villaggio di Olgassa dove lei è nata, però poi nel tempo e nello spazio si arriva alla ricostruzione della sua camera da letto. Lei parlava anche il dialetto, parlava come noi e Dio lo chiamava il Paron e così proprio si familiarizzava certamente molto fin da allora con lo spirito di questa città che ama, ecco, sdrammatizzare, ama il sorriso e ama anche la spiritualità. Quello che non c'è bisogno di dire perché si sente, si sa quanto Schio vuole bene a Madre Giuseppina Bakhita, Madre Moretta, che è stata un esempio di liberazione e di integrazione e di coraggio. E questi argomenti oggigiorno sono di grande attualità e non è male ricordarseli attraverso questa bella figura di donna e di santa. Che ne dite?
al tuo sì. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. La liturgia oggi, fratelli e sorelle, ci ricorda anche la memoria della Vergine Maria, onorata col titolo di Madonna del Carmelo, è quel monte che ricorda il profeta Elia, il grande difensore della purezza nella fede nell'unico Dio. Prima di iniziare l'Eucaristia chiediamo perdono delle nostre colpe. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore, Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Ci assista, o Padre, la materna intercessione della gloriosa Vergine Maria, perché sorretti dalla sua protezione possiamo giungere felicemente al Santo Monte, che è Cristo Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni mentre Mosè stava pascolando il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un rovetto. Egli guardò ed ecco, il rovetto ardeva per il fuoco, ma quel rovetto non si consumava. Mosè pensò: voglio avvicinarmi a osservare questo grande spettacolo, perché il rovetto non brucia? Il Signore vide che si era avvicinato per guardare. Dio gridò a lui dal rovetto: Mosè, Mosè. Rispose: eccomi. Riprese: non avvicinarti oltre, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo. E disse: io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Mosè allora si coprì il volto perché aveva paura di guardare verso Dio. Il Signore disse: ecco, il grido degli israeliti è arrivato fino a me e io stesso ho visto come gli egiziani li opprimono. Perciò va, io ti mando dal Faraone, fa uscire dall'Egitto il mio popolo, gli israeliti. Mosè disse a Dio: chi sono io per andare dal Faraone e far uscire gli israeliti dall'Egitto? Rispose: io sarò con te. Questo sarà per te il segno che io ti ho mandato. Quando tu avrai fatto uscire il popolo dell'Egitto, servirete Dio su questo monte. Parola di Dio. Misericordioso e pietoso è il Signore. Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me, benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia.
Il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi, ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Parola del Signore. A metà della sua vita pubblica e della sua predicazione, Gesù sta facendo l'esperienza decisiva del fallimento presso Israele. La sua parola che annuncia il regno di Dio, cioè Dio vuol diventare nostro Padre e chiama tutti a vivere come suoi figli, viene rifiutata dai capi spirituali del popolo, anche se accolta dalla gente semplice ed ignorante. Egli, Gesù, si domanda il perché di tutto questo, riconoscendo il disegno misericordioso del Padre che vuole rivelare il suo regno ai piccoli, agli umili e a coloro che aspettano tutto da Dio. Gesù constata che i sapienti, cioè i farisei e i maestri della legge, si sono esclusi dalla salvezza, mentre i piccoli sono diventati gli eletti di Dio. Quelli si sono chiusi nella loro autosufficienza, mentre questi si aprono umilmente al dono divino. Questa scoperta stupefacente spinge Gesù ad innalzare il canto di lode al Padre e al suo amore, quello che abbiamo appena letto, a cui questa mattina si unisce quello di Maria, l'umile serva del Signore. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Poche battute, ma di una carica spirituale enorme che rivela come l'amore tra Gesù e Dio Padre è la via maestra della conoscenza piena del mistero trinitario. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi il cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Dal cielo è sempre la tua vita che viene
Preghiamo, sorelle e fratelli, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ti presentiamo, Padre, il sacrificio di lode nella gioiosa memoria della madre del tuo Figlio. Concedi che per questo santo scambio di doni maturino in noi i frutti della tua redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua lode, la tua gloria, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo e ti benediciamo per Cristo tuo Figlio, nella memoria della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Umile ancella accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore. Mirabilmente unita al mistero della redenzione, perseverò con gli Apostoli in preghiera, nell'attesa dello Spirito Santo. Ora risplende sul nostro cammino, segno di consolazione e di sicura speranza. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo la tua lode. Santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra,
Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuliano, i presbiteri e i diaconi. E ricordati, o Padre Santo e buono, anche dei nostri fratelli e sorelle, in particolare per l'intenzione dell'offerente della famiglia Alessio, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, onorata con il titolo di Monte Carmelo, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Giuseppina Bachita e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni paura e turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cibo di vita eterna, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Amen. Sangue di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Amen.
Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i sacramenti della fede e della salvezza, fa che venerando la Beata Vergine Maria con il titolo di Monte di Carmelo, con lei siamo resi partecipi del tuo eterno amore. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, nel nome del Signore e di Maria andiamo in pace. O Dio, Padre di misericordia, che ci hai donato Santa Giuseppina Bachita, quale sorella universale, evangelico modello di fede semplice e di operosa carità, dona anche a noi di credere ed amare secondo il Vangelo ed esaudissi le preghiere di chiunque invoca la sua intercessione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Santa Giuseppina Bachita prega per noi. Buongiorno e ben ritrovati. La situazione media è andata migliorando nel corso delle ultime 24-36 ore dopo il passaggio della perturbazione di domenica che ha portato una diffusa instabilità quantomeno al centro-nord. Adesso il satellite indica una situazione relativamente più tranquilla con una maggiore prevalenza di sole, mentre i sistemi nuvolosi sono ancorati a nord in Atlantico, uno in Atlantico dove c'è questa bassa pressione che avrà la sua influenza, adesso lo vedremo, sul tempo di casa nostra nel corso dei prossimi giorni, e l'altra sull'est Europa. Queste due circolazioni hanno poi inciso sull'ondata di caldo che ha interessato in particolare la Scandinavia e anche la Russia, fino a 35 gradi a Mosca, ma 30 gradi sono stati raggiunti proprio sulla Scandinavia. Caldo tutto sommato tra virgolette accettabile e moderato sulla nostra penisola,
però la tendenza è verso un aumento del caldo nel fine settimana, ma ci arriviamo. Intanto vediamo la carta del tempo prevista per la giornata di mercoledì, che mostra innanzitutto questo anticiclone delle Azzorre, questo Atlantico che si è mosso verso l'Europa centrale e accompagna l'evoluzione di queste perturbazioni che sono associate a queste due basse pressioni, una a ridosso della Gran Bretagna e l'altra in Atlantico. Questa prima perturbazione, che va ad interessare con il suo ramo periferico le Alpi, tenderà a muoversi verso i Balcani e ad interessare la nostra penisola. Spendiamo un attimo qualche parola in più sull'anticiclone delle Azzorre, perché questo anticiclone delle Azzorre, ne abbiamo passato un po' di argomenti su questa faccenda dell'anticiclone delle Azzorre. Non è più l'anticiclone delle Azzorre di un tempo, perché l'anticiclone delle Azzorre adesso non è più accompagnato dall'anticiclone subtropicale in Atlantico, ma l'anticiclone subtropicale, quindi il promontorio, ce l'abbiamo sempre, quasi spesso, proprio sul bacino del Mediterraneo. Qua sta la differenza, non tanto della situazione al suolo, delle isobare, quanto di quelle in quota, perché una volta l'anticiclone delle Azzorre, i massimi al suolo erano accompagnati da un promontorio grosso modo in Atlantico. Oggi invece abbiamo sempre l'anticiclone delle Azzorre addossato all'Europa occidentale, ma quello che cambia è proprio la parte in quota, dove c'è questo promontorio che ci sta con il fiato sul collo, e questo porta le stati che sono completamente diversi. Poi basta poco che ci sia un'ondulazione in Atlantico per far sì che queste masse d'aria calda raggiungono la nostra penisola. Intanto soffiano delle correnti da nord-ovest sulla nostra penisola domani e le condizioni diventano instabili proprio sull'angolo nord-orientale, per la presenza proprio di questa perturbazione che andrà a attraversare da nord-ovest a sud-est l'Italia, ma con effetti marginali. Vi faccio vedere intanto la carta del tempo prevista in quota per la giornata di giovedì, che mostra innanzitutto il promontorio che si estende sulla Scandinavia, e poi eccolo qui il nostro vortice di bassa pressione, ecco centrato grosso modo sulla Germania, che si muove verso est-sud-est e accompagna l'evoluzione di questa perturbazione che scivola nel letto di correnti da nord-ovest sulla nostra penisola, portando a un aumento dell'instabilità. Eccolo qui, questo è il promontorio subtropicale che porterà una nuova ondata di caldo, e questo promontorio raggiunge quasi 6.000 metri di quota come altezza geopotenziale, quindi ancora una volta stiamo trattando di promontori che sono ben strutturati a tutte le quote, ma non è in Atlantico come dovrebbe essere, più verso sud-ovest, e questo genera sempre le ondate di caldo vuoi sulla Spagna ma anche sul bacino del Mediterraneo, sulla nostra penisola. Non è il caso attuale, perché fino a venerdì soffiano queste correnti che portano anche un abbassamento delle temperature. Infatti vediamo adesso la situazione prevista per quanto riguarda le precipitazioni attese proprio nel corso delle prossime 72 ore, e notate il secco dove c'è l'alta pressione, ma notate le perturbazioni che fanno questo giro e poi dall'Atlantico puntano verso i Balcani e il Mar Nero, ma notate che compaiono le chiazze azzurre o verdi sulla nostra penisola, in particolare tra il Veneto, il Friuli e anche sull'Appennino, e sono proprio le tracce lasciate da questa veloce perturbazione che porterà venti di maestrale anche tesi al seguito e anche una diminuzione della temperatura. Ma nel fine settimana la situazione poi tenderà a cambiare. L'immagine successiva ci fa vedere proprio che cosa? Innanzitutto che questo promontorio si estende adesso nuovamente, si è spostato dalla Spagna verso l'Italia centro-meridionale, e qui è atteso soprattutto domenica un sensibile aumento delle temperature. Ma poi notate queste basse pressioni che non sono stazionarie ma sono mobili, quindi abbiamo queste pompe di calore che poi trasportano queste masse d'aria calda, si muovono verso Levante, e questo da una parte facilita la poca stazionarietà di queste ondate di caldo sull'Italia, ma dall'altro consentono a queste perturbazioni di lambire il nostro settentrione, tant'è vero che tra sabato e domenica avremo il passaggio di due perturbazioni che porteranno
ad un nuovo aumento di instabilità al nord, contestualmente invece ad un'ondata di caldo al sud. Per il momento è una situazione che non mostra situazioni statiche di evoluzioni che sono improntate al grande caldo, quindi c'è questo andamento zonale in cui ci sono queste onde che trasportano queste perturbazioni. Vi aspetto su trebimeteo.com. Buongiorno a tutti dal Meteo di Legno. Oggi mercoledì 16 luglio. Ricordiamo la Madonna del Carmelo oggi come festività. Niente, tempo. Pressione leggermente in calo. Qui siamo al limite tra l'anticiclone africano e la bassa pressione centroeuropea. Il tutto si sfiora, infatti non so se si vede, ma stanotte ha piovuto. Cielo variabile, Ailo, qui c'è anche il sole, va. Direzione Slovenia est. Fiori sono vivi, zero termico si sta alzando perché comunque andiamo a cercare il cane. Il cane oggi mi fa male il femore, quindi cambia il tempo, altri temporali, eccolo qua. Fai ciao. Ciao. E niente, pomeriggio temporali. Ben ritrovati dalla redazione. Lutto all'Istituto Comprensivo Pordenone Sud e la comunità di Borgo Meduna, estraziata dalla tragedia per la morte improvvisa di Frens Anael, 7 anni. Un malore alla testa ha strappato la bambina alla vita dopo che la macchina dei soccorsi ha tentato di salvarla. Un rumore sordo, un tonfo, le grida di aiuto si consuma poco prima delle 15:30 di ieri. Un terribile incidente sulle rive del Piave a Cesana Bice a Borgo Valbelluna. Tutto è accaduto in pochi secondi. Gaia De Gaulle, 15 anni, muore schiacciata da uno dei macigni che compone la scogliera di sostegno a un pilastro del vecchio ponte, un macigno che si è mosso rotolando a valle e trascinando con sé la ragazza residente a Colderù, studentessa all'Istituto Agrario della Lucia di Feltre e valida atleta della ginnastica Feltre. La ragazza stava arrampicando la scogliera insieme ad un'amica. Anche quest'ultima è rimasta coinvolta nel cedimento della massicciata. Nella caduta ha riportato la frattura di una mano e altre ferite più leggere. Serio infortunio casalingo per un uomo austriaco di 59 anni a Grado. È accaduto all'isola della Schiusa, dove l'uomo residente a Vienna si trovava insieme alla moglie. Stava tagliando con una flex elettrica un rododendro quando la stessa gli è scivolata ancora in moto, colpendolo alla gamba sinistra, causandogli 3 tagli piuttosto profondi. L'uomo ha proceduto immediatamente a bloccare la circolazione del sangue per cercare di tamponare le ferite. Contemporaneamente sono stati avviati i soccorsi con l'ambulanza della Sogit allertata dalla Sores. Sono giunti i sanitari in servizio a Grado,
mentre al campo sportivo dell'isola della Schiusa arrivava lì soccorso. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Grado. L'uomo è stato trasportato con l'ambulanza al campo sportivo e quindi imbarcato sull'elicottero che lo ha trasportato all'ospedale di Udine. Le condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita. Cambiamo argomento. Si sta accelerando l'avvio delle opere di realizzazione della ciclovia Trieste-Lignano-Venezia, che la Regione considera strategica in considerazione dei numeri crescenti dei ciclisti che ogni anno fruiscono della rete di piste ciclabili a fini turistici. Lo ha riferito l'assessore regionale alle infrastrutture e territorio Cristina Mirante a Tor Viscosa, incontrando alcuni dei sindaci e amministratori dei comuni interessati dal passaggio dell'asse ciclabile Carlino San Giorgio di Nogaro, Tor Viscosa, Palazzolo dello Stella, Muzzana del Turniano, Cervignano del Friuli, Latisana, Precenicco, Marano Lagunare, San Canzian di Sonzo e Grado. All'incontro, oltre agli amministratori, ha preso parte anche il Presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: cielo in genere variabile, con nuvolosità più consistente nel Tarvisiano, possibili rovesci sparsi intermittenti, qualche locale temporale. Sulla costa e sulle zone orientali bora moderata, specie dal pomeriggio a Trieste. Temperature minime in pianura fra 18 e 21, sulla costa fra 21 e 23, massime ovunque fra 27 e 30 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento, grazie per averci seguito, a più tardi. Ucraina, si dimette il primo ministro Denis Shmyhal verso il rimpasto del governo di Volodymyr Zelensky. Bruxelles minaccia di escludere la Georgia dal regime di esenzione dei visti entro agosto a causa dell'arretramento della democrazia nel paese. Il primo ministro ucraino Denis Shmyhal ha annunciato martedì le proprie dimissioni, segnando il primo passo formale di un atteso rimpasto all'interno del governo del presidente Volodymyr Zelensky, il quale lunedì aveva proposto il ruolo di primo ministro a Yulia Sviridenko, attualmente vice premier e prima donna a ricoprire la carica di ministra dell'economia in Ucraina. Il Parlamento è atteso mercoledì per votare la revoca del governo guidato da Shmyhal. Con il partito servitore del popolo di Zelensky in maggioranza, la nomina di Sviridenko appare pressoché certa. Le forze russe hanno lanciato attacchi con droni in diverse regioni dell'Ucraina nella notte tra lunedì e martedì, portando il bilancio delle vittime da domenica a 5. A Dnipro un condominio, 6 case e una scuola sono stati danneggiati dai detriti dei droni, ma non sono stati segnalati feriti. 2 persone sono rimaste ferite invece negli attacchi russi a Zaporizhzhia, dove è anche divampato un incendio sul tetto di un edificio residenziale a più piani. Anche le regioni ucraine di Kharkiv e Sumi sono state colpite dagli attacchi russi che hanno causato la morte di almeno una donna. 12 persone sono rimaste ferite negli attacchi a Sumi, tra cui 5 membri del personale e uno studente di un'università che è stata colpita. Gli attacchi sono avvenuti il giorno dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato un ultimatum di 50 giorni al presidente russo Vladimir Putin per raggiungere un accordo di pace, pena quelle che ha definito severe sanzioni economiche. Mentre alcuni ritengono che l'imposizione di dazi rigorosi a Mosca potrebbe cambiare le carte in tavola, ad altri il rinvio a settembre è sembrato una rischiosa concessione. La Russia sta compiendo uno sforzo estivo per sfondare la linea del fronte lunga 1000 chilometri e i suoi droni e missili stanno martellando le città ucraine più che in qualsiasi altro momento degli ultimi 3 anni di guerra. L'Unione Europea inasprisce l'approccio con il governo georgiano. La Commissione invierà una lettera all'esecutivo di Tbilisi minacciando di sospendere il regime di esenzione dei visti entro il 31 agosto. L'Unione chiede alla Georgia di frenare quello che definisce un arretramento dei principi democratici. La misura è stata annunciata martedì al Consiglio Affari Esteri dell'UE a Bruxelles. So far we have kept this
position that we don't want to hurt Georgian people, and taking away the visa-free regime is really having an impact on them. But at the same time, it's also an issue of credibility of the European Union. Secondo Sogno Georgiano, l'attuale partito al potere, controllato dal milionario Bigine Ivanishvili, l'UE cerca di influenzare e spaventare l'opinione pubblica georgiana in vista delle elezioni comunali del prossimo ottobre. რაც რუსეთ-უკრაინის ომი გაჩაღდა, საქართველო არ დაემორჩილა მათ მოთხოვნებს, არ მიუერთა სანქციებს, არ მიეცით შესაძლებლობა მეორე ფრონტის გახსნის ქვეყანაში. ოქტომბრის არჩევნებში, საპარლამენტო არჩევნებში ისინი დამარცხდნენ. Questi provvedimenti contro Tbilisi hanno diviso i ministri degli esteri dell'UE, alcuni dei quali temono che la decisione possa ritorcersi contro l'Europa, dato che l'80% dell'opinione pubblica georgiana è favorevole all'adesione. We think that restrictions should be put on those who are responsible for repression and not on the people of Georgia. Le elezioni dello scorso autunno hanno scatenato in Georgia un'ondata di proteste antigovernative durata più di 6 mesi. L'UE è molto preoccupata per le detenzioni di giornalisti e membri dell'opposizione da parte dell'autorità georgiana. Almeno 7 esponenti dell'opposizione sono stati arrestati negli ultimi mesi. Un leader della minoranza religiosa drusa ha accusato il governo siriano di aver violato il cessate il fuoco annunciato dopo che nel fine settimana rapimenti e attacchi reciproci tra membri delle tribù beduine sunnite e fazioni armate druse hanno causato decine di vittime nella provincia meridionale di Sueida. L'accusa arriva dopo che le forze di sicurezza governative dispiegate lunedì nella capitale provinciale per ristabilire l'ordine si sono scontrate con gruppi armati drusi. Nelle prime ore di martedì la leadership spirituale drusa ha invitato le fazioni armate che si sono scontrate con le forze governative a consegnare le armi e a cooperare con le autorità al loro ingresso in città. Ma un influente leader druso che si oppone al governo di Damasco ha affermato che la dichiarazione era stata loro imposta, aggiungendo che le forze governative hanno continuato i loro attacchi. Nel frattempo anche il vicino Israele ha lanciato nuovi attacchi nella zona. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della difesa Israel Katz hanno dichiarato in un comunicato che gli attacchi hanno lo scopo di proteggere la minoranza drusa. Sebbene molti drusi in Siria abbiano affermato di non volere l'intervento di Israele a loro favore, alcune fazioni della minoranza nutrono sospetti nei confronti delle nuove autorità di Damasco. Non soltanto la mancanza di cibo, acqua, medicinali e generi di prima necessità, oltre alle bombe che piovono dal cielo da ormai quasi 2 anni. Ad aggravare la situazione umanitaria nella striscia di Gaza è anche un'ondata di caldo eccezionale che nelle tendopoli sovraffollate si trasforma in un autentico inferno, soprattutto per le migliaia di persone che necessitano di cure continue per ustioni o altre ferite. Per Mohamed, ferito all'inizio del conflitto, ogni trattamento medico è un calvario. قلت انا لو في السقعه انا بتألمش في الليل باخد علاجي وبنام اليوم انا بدي علاج اقوى وجرعه اكتر ما فيش في السوق ما فيش في L'ondata di caldo si abbatte su una popolazione civile che già deve fare i conti con una grave penuria di acqua potabile. يعني كل شويه بدي امزق الجلد عشان انا بس اقدر اني احك اني اريحها شويه من الوجع اللي انا بعيشه وموت وشوب كتير مش طبيعي عندي انا في الخيمه. برضه انت شايف هاي خيمتي يعني مش اللي انت شايفها. Molti palestinesi sono costretti a razionare ogni singola goccia di acqua, una situazione che secondo gli operatori sanitari sta rendendo più lunghe le degenze e più difficili le guarigioni. على تأخر التئام الحروق بسبب انه اول شيء بتزيد درجة الحرق مع الحرارة، احنا طبعا بنوصيهم انهم يبعدوا قدر الامكان عن الاشياء مصادر الحرارة، لكن في وضع الخيم صعب الواحد يبعد عن الحرارة. ثاني شغلة انه الحرارة بتزيد الرطوبة والعرق، كمان هذا بتخليه وسط ملائم لنمو البكتيريا والبكتيريا. Per 3 mesi a Gaza non è entrato alcun aiuto umanitario a causa del blocco imposto da Israele. Un partner chiave della coalizione del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, il partito ultraortodosso United Torah Judaism, si sta ritirando dalla compagine di governo, minacciando di destabilizzare la tenuta dell'esecutivo durante i colloqui per il cessate il fuoco a Gaza. Il partito motiva il dissenso con la legge sull'esenzione dal servizio militare degli studenti ultraortodossi che secondo loro non fa progressi.
Il loro disimpegno lascia Netanyahu con una sottile maggioranza di un seggio e fa temere che anche il più grande partito ultraortodosso, Shas, possa fare un passo indietro e far crollare del tutto la coalizione. Altro passo indietro dell'amministrazione Trump sull'accesso alle valutazioni scientifiche obbligatorie per legge, che illustrano i pericoli del cambiamento climatico per il paese e i cittadini. All'inizio del mese i siti web ufficiali del governo che ospitavano le valutazioni nazionali sul clima sottoposte a peer review sono stati infatti oscurati. I siti forniscono informazioni fondamentali a governi statali e locali, oltre che al pubblico, su cosa aspettarsi dal riscaldamento globale e su come adattarsi. Dopo la decisione, la Casa Bianca aveva dichiarato che sarebbe spettato alla NASA ospitare i rapporti, in conformità con una legge del 1990 che ne richiede la pubblicazione. Nonostante l'Agenzia Spaziale avesse confermato l'intenzione di farlo, lunedì la NASA ha annunciato di aver interrotto i piani. I dati della valutazione o le informazioni provenienti dall'ufficio scientifico governativo che ha coordinato il lavoro non saranno quindi disponibili sui siti della NASA. Le versioni precedenti dei rapporti sono ancora consultabili nella biblioteca della National Oceanic and Atmospheric Administration, mentre l'ultimo rapporto e il suo Atlante interattivo sono disponibili online. Il ministro della difesa tedesco Boris Pistorius è stato accolto dal segretario di Stato americano Pete Hegseth al Pentagono. L'incontro tra i due capi della difesa dovrebbe essere finalizzato, tra le altre cose, a concludere i piani per il trasferimento di 2 sistemi missilistici Patriot ai membri europei della NATO, sistemi che saranno poi trasferiti all'Ucraina. Hegseth e Pistorius hanno sottolineato la cooperazione tra Berlino e Washington. I think we've seen incredible progress inside NATO, and with Germany taking the lead on that. Upfront commitment to your spending, commitment to European leadership, and so I want to commend you and thank you for that. Let me assure you once more, Germany will continue to play a strong role and a reliable role in the alliance. We are firmly committed to fair burden sharing and to building a more capable, more reliable, more resilient Europe within NATO. L'incontro è avvenuto dopo le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha annunciato l'intenzione di vendere sistemi Patriot per l'Ucraina agli alleati europei, tra cui la Germania. Berlino ha già trasferito a Kiev 3 delle sue unità Patriot, conservando 9 sistemi. Sono iniziati i lavori sul sito di un'ex casa per madri non sposate gestita da una chiesa in Irlanda al fine di recuperare e identificare i resti di circa 800 bambini sepolti lì. Non volute dalle loro famiglie, le donne sono state inviate qui per partorire dopo essere rimaste incinte al di fuori del matrimonio. It's been an emotional roller coaster. It's not just we're almost a month into this emotional roller coaster I've been on. Today, I consider, I said it last week as well, it's a small light at the end of a very long tunnel, and hopefully Tuam will be the expose. 9,000 children were listed as dead in the Commission report. Tuam is only the tip of the iceberg, and I always believe if we can get Tuam right, everything else should follow. Decine di migliaia di donne irlandesi sono state inviate nelle cosiddette case per madri e bambini durante il XX secolo e spesso sono state costrette a rinunciare ai loro figli. L'ultima di queste istituzioni nazionali non ha chiuso fino al 1998. Si prevede che i lavori sul sito di Galway richiederanno 2 anni.
Buonasera dal TG. Presso l'ospedale generale di Pola si è tenuta la consegna ufficiale di una preziosa donazione che contribuirà a migliorare la qualità dei servizi medici. La donazione è stata fornita dall'azienda Telesystems e le attrezzature saranno utilizzate presso il blocco operatorio centrale e il reparto di attività medico-biochimica. L'ospedale generale di Pola ha ricevuto una donazione di preziose apparecchiature mediche. Grazie a questa generosa donazione sono stati acquisiti dispositivi che contribuiranno senz'altro a migliorare i servizi offerti presso l'ospedale generale di Pola. Una cerimonia che ci riempie di gioia e che ogni volta ci dà una grande soddisfazione quando i nostri concittadini decidono di aiutare il nostro ospedale con delle donazioni. Così l'ospedale ha ricevuto donazioni di valore pari a 11.200 euro e ringraziamo i nostri donatori, ovvero la nostra azienda Telesystems SRL. Si tratta di morsetti radiali, una placca per il braccio, supporti per le gambe destinati al blocco operatorio centrale, nonché di una telecamera per microscopio che sarà utilizzata presso il reparto di attività medico-biochimica. Si tratta di una telecamera per il microscopio a fluorescenza che già nel lavoro quotidiano ci aiuta moltissimo. Si tratta infatti di una diagnostica specifica per le malattie immunologiche, le malattie autoimmuni, in cui la diagnosi si pone esclusivamente sulla base, ovviamente, dell'anamnesi e del resto, ma soprattutto tramite la diagnostica di laboratorio con osservazione al microscopio in ambiente oscurato e fluorescenza diretta. È un'attività molto faticosa per gli occhi quando si passa tutto il giorno al microscopio. Quindi grazie alla telecamera montata su questo microscopio a fluorescenza abbiamo ottenuto la possibilità di svolgere l'osservazione cellulare direttamente sugli schermi. La persona che osserva non è quindi coinvolta direttamente. È estremamente importante non solo per gli operatori sanitari ma anche per i risultati che otteniamo sui pazienti, ha sottolineato Honovic, aggiungendo che le malattie autoimmuni sono sempre più frequenti e in costante aumento. Dall'altro lato la dottoressa Kalagac ha evidenziato come questa donazione abbia consentito l'acquisto di ulteriori dispositivi che rappresentano lo standard nelle sale operatorie. Siamo felici quando persone buone, i nostri concittadini, si ricordano di noi, si ricordano che anche noi abbiamo delle necessità. Ci aiutano generosamente a garantire che anche durante gli interventi chirurgici i nostri pazienti possano ricevere il massimo comfort e sentirsi più a loro agio anche in quelle situazioni. Grazie a loro abbiamo potuto acquistare dispositivi aggiuntivi che fanno parte dello standard delle sale operatorie e siamo davvero grati perché raramente qualcuno si interessa a ciò di cui ha bisogno la sala operatoria. La donazione è stata effettuata da un'azienda IT di Pola e le attrezzature in questione contribuiranno in modo significativo a garantire un servizio di maggiore qualità ai pazienti. Prima di tutto vogliamo ringraziare il personale dell'ospedale generale di Pola per il loro impegno costante e il lavoro svolto per tutti noi, per i nostri cittadini e per la popolazione della regione istriana. Ed è per questo che abbiamo voluto restituire una parte del nostro successo alla comunità decidendo di fare una donazione all'ospedale generale di Pola sotto forma di acquisto delle attrezzature necessarie già menzionate. Dall'ospedale generale di Pola sottolineano come tali gesti di solidarietà e partenariato abbiano un valore eccezionale poiché contribuiscono a creare un sistema sanitario più moderno a livello locale. In occasione del 169° anniversario della nascita del celebre inventore fisico Nikola Tesla, a Pola si è tenuta una cerimonia commemorativa. A rendergli omaggio sono stati il presidente della Società Culturale Serba dell'Istria Nikola Tesla, insieme ai rappresentanti della città di Pola e della regione istriana. Nikola Tesla apparteneva all'umanità ugualmente quanto le sue invenzioni. Affermava che siamo tutti uno, tutti collegati tra di noi con le forze invisibili e che la pace e il progresso nel mondo si avverranno quando inizieremo a studiare gli eventi non materiali e quando diventeremo gli esseri spirituali più elevati.
Tesla nacque nel villaggio di Smiljan, oggi in Croazia, nella regione della Lika. Fin da giovane mostrò una straordinaria passione per la scienza e la tecnologia. Dopo gli studi in ingegneria e fisica emigrò negli Stati Uniti nel 1884, dove iniziò a collaborare con Thomas Edison. Tuttavia, con lo sviluppo del sistema di corrente alternata che diede inizio a una vera e propria rivoluzione nel campo dell'energia, offrendo un'alternativa più efficiente alla corrente continua. Alla Fiera Mondiale di Chicago del 1893, Tesla impressionò il mondo illuminando l'intera esposizione con la sua innovativa tecnologia. Tra le sue invenzioni più visionarie figura la torre di Wardenclyffe, simbolo del suo sogno di trasmettere energia senza fili. Anche se il progetto non fu mai completato, ha continuato a ispirare generazioni di scienziati e ingegneri. Milan Čubrilo, presidente della Società Culturale Serba dell'Istria, Nikola Tesla, ha ricordato il percorso di vita del famoso inventore, sottolineando che Tesla è tra i più grandi inventori a scala mondiale le cui invenzioni hanno cambiato il mondo per sempre. Noi siamo veramente molto soddisfatti che l'associazione serba Nikola Tesla promuove il lavoro del visionario Nikola Tesla, che ha fatto veramente tantissimi progetti e tantissime cose per quanto riguarda l'umanità. Ci fa piacere che l'associazione porta avanti anche l'edizione del loro giornale, che è anche dedicato a Nikola Tesla, ma non solo, e ci fa piacere che l'associazione porta avanti anche varie manifestazioni culturali e partecipa al Festival della Multiculturalità della regione istriana, sempre promuovendo Nikola Tesla e facendo sì che anche le generazioni più giovani conoscano il grande scienziato che ha fatto moltissimi progetti. A nome della Società Culturale Serba dell'Istria Nikola Tesla, la corona è stata deposta dai membri del consiglio direttivo Ljuba Stojaković e Dobrivoje Jacimović. All'anniversario hanno partecipato e hanno deposto le corone anche la console generale della Repubblica di Serbia a Fiume, Ivana Stojilković, l'assessora per la comunità nazionale autoctona italiana, le minoranze nazionali e i giovani Tea Batel, a nome della regione istriana è Miloš Bajić e Rajko Mrkojević, a nome della comunità dei serbi in Istria e del coordinamento dei serbi in Istria. La regione istriana tradizionalmente cofinanzia tutte le attività dell'associazione serba Nikola Tesla, inoltre siamo sempre a disposizione per qualsiasi sfida che l'associazione deve affrontare. Ci fa piacere che c'è un grande numero di volontari che fanno parte dell'associazione, che promuovono Nikola Tesla, ma anche tutte le altre attività che l'associazione porta avanti e che promuovono anche questo senso di responsabilità verso Nikola Tesla anche alle generazioni più giovani. Oggi le invenzioni di Tesla continuano a vivere nelle tecnologie che usiamo ogni giorno. La sua eredità è più attuale che mai, spingendo il mondo verso un futuro sempre più sostenibile e tecnologicamente evoluto. Notizie flash. Sabato 19 luglio alle ore 21 presso la comunità degli italiani di Pola arriva la seconda tappa della rassegna teatrale itinerante Il Carro di Tespi, teatro italiano in piazza. In scena Itaca per sempre, che rilegge il ritorno di Ulisse e Penelope con intensità e modernità. Lo spettacolo sarà sottotitolato in croato e inglese. L'ingresso è gratuito. È visitabile fino al 10 settembre la tradizionale mostra estiva dell'Associazione Artistica Agata, allestita nei locali dell'associazione nel centro storico di Cittanova. Ogni sera dalle 19.30 alle 22.30 il pubblico potrà ammirare dipinti e disegni di 8 artisti locali, dialogare con loro e sostenere la creatività cittadina con una donazione simbolica. La 7ª edizione della Maratona di Pola si terrà il 19 e il 20 settembre, organizzata dall'Ente per il Turismo della città di Pola, dalla società Istran e dal Club di Atletica Marathon 2000. Si tratta di una manifestazione sportiva unica articolata in diverse gare che si svolgono lungo le strade della più grande città dell'Istria. Il traguardo è fissato all'interno della suggestiva Arena di Pola, dove al termine della competizione si svolgerà anche l'after party. Lo scorso anno le gare principali hanno registrato un numero record di 1.500 partecipanti, di cui il 70% proveniente da fuori Pola, rappresentando ben 40 paesi diversi. Secondo gli organizzatori, quest'anno si prevede la partecipazione di oltre 2.000 corridori. Presso il Palazzo Comunale gli organizzatori e gli sponsor della gara hanno presentato il programma dell'edizione di quest'anno della manifestazione.
La maratona di Pola è ormai tradizionalmente accompagnata dal Visualia Festival, con installazioni artistiche distribuite in vari punti della città. Inoltre vengono aggiunte installazioni anche lungo altri tratti del percorso, riservati esclusivamente ai corridori, in zone un po' più periferiche, per rendere la corsa ancora più coinvolgente. Ciò che rende queste gare davvero speciali è il fatto che si svolgano di notte e si concludono nella nostra maestosa arena, un elemento che rende l'evento davvero unico nel suo genere. Anche la 7ª edizione della Maratona di Pola prenderà il via con la corsa dedicata ai bambini, in programma il 19 settembre, seguita dalle 3 gare principali il giorno successivo. Quest'anno però ci saranno anche alcune interessanti novità. A partire da quest'anno per la prima volta ci spostiamo sulla riva. Abbiamo misurato esattamente 123 metri verso ovest, così da evitare affollamenti davanti all'arena. Tutti coloro che parteciperanno potranno ritirare i propri pettorali direttamente sulla riva, senza lunghe attese e code. La seconda novità riguarda il tracciato. In passato le 3 gare erano da 5 km, 10 km e 21 km, ma quest'anno abbiamo prolungato la distanza della corsa più breve portandola a 5,99 km. Questo cambiamento è stato pensato per garantire un passaggio fluido a tutti i partecipanti lungo il percorso, vista la complessità organizzativa delle 3 gare. In questo modo possiamo affermare con orgoglio di essere gli unici al mondo. Dal punto di vista promozionale, la scelta del 5,99 si è rivelata molto efficiente e voglio fare un ringraziamento speciale alla direttrice dell'Ente per il Turismo perché sì, non è 6, è proprio 5,99. Ora tutti mi chiedono, ma perché proprio 5,99? E io rispondo, venite in arena e lo scoprirete di persona. La terza novità è l'introduzione di una categoria dedicata alla camminata nordica. Negli ultimi anni questa disciplina ha visto una crescita costante a livello mondiale, con sempre più persone che scelgono di praticarla. Da quest'anno quindi non avremo più 3, ma 4 gare. La camminata nordica si svolgerà sulla stessa distanza dei 5,99 e anche in questo caso il traguardo sarà all'interno dell'arena. I primi 3 classificati riceveranno premi e medaglie. Fin dalle sue origini la Maratona di Pola è sostenuta dalla città di Pola e dal gruppo Arena Hospitality. Noi come Arena Hospitality Group siamo molto felici e grati di poter anche quest'anno partecipare all'organizzazione dell'evento, in particolare di organizzare la gara dedicata ai più piccoli. Per questo motivo invitiamo tutti i bambini e i loro genitori a raggiungerci davanti all'arena. Ci sarà naturalmente tanto divertimento, tanto tifo e l'animazione sarà curata dal nostro team A2 di Arena Hospitality Group, che garantirà un'atmosfera festosa e coinvolgente per tutti. Vorrei mettere un accento particolare sul venerdì e sulle gare dedicate ai bambini e rivolgere l'invito a tutti i genitori e a tutti i piccoli a partecipare a questa corsa. Ho visto come si svolgono gare simili altrove e l'entusiasmo dei bambini quando raggiungono il traguardo è qualcosa di straordinario, un'emozione autentica a cui dovremo tutti aspirare. Sarà un fine settimana meraviglioso a Pola, dedicato da un lato alla corsa, ma non illudiamoci, anche e soprattutto alla promozione di uno stile di vita sano di cui in fondo abbiamo tutti bisogno. Gli organizzatori della Maratona di Pola puntano a far crescere ulteriormente il numero dei partecipanti nei prossimi anni. L'obiettivo concreto è di riunire 5.000 concorrenti in occasione della 10ª edizione dell'evento. La comunità degli italiani di Santa Domenica Castellier, puntuale d'anno in anno, da giugno a giugno, nel dì della festa patronale San Giovanni Battista, riunisce i suoi soci, gli attivisti, paesani, parenti ed amici per festeggiare tutti assieme il compleanno del sodalizio. Sotto il sole cocente del tardo pomeriggio, culati dalla brezza estiva, al centro sportivo di Santa Domenica, vestito dei colori festivi con tanta creatività, sebbene inserita l'allegria e la vivacità dei protagonisti,
in primo luogo i giovanissimi, che hanno contagiato sin da subito il numerosissimo pubblico, tra parenti, genitori, nonni, ma anche figli e nipoti, numerosi ospiti e operatori stranieri residenti. Si sono riuniti tutti assieme per festeggiare il patrono San Giovanni Battista, che nel contempo e da sempre è anche la giornata della comunità, allorché per tradizione va presentata l'attività in un anno di lavoro in comunità. A dire il vero, la festa Santa Domenica è già iniziata in mattinata nella chiesa intitolata naturalmente al Santo Patrono per la Santa Messa e la processione lungo le vie del borgo. La parte sportiva e culturale è stata riservata al pomeriggio sera con il torneo di bocce della Mia Via una squadra, mentre la creatività, come si diceva, ha invaso in serata le strutture sportive all'aperto, accogliendo le mostre dall'attività creativa di adulti e giovanissimi, accompagnato da un ricco e vario spettacolo artistico-culturale, riuscendo ad unire al meglio tutte le generazioni. Tra la creatività musicale multicolore delle bravissime ballerine dirette da Nika Jurišević ai mini cantanti nelle loro intonazioni di motivi tradizionali intrecciate alle loro canzoni del cuore, presentati in varie lingue, versioni dialettali e ritmi diversi, preparati e seguiti da Diana Bernobić-Sirotić, che poi ha accompagnato pure il gruppo etno-vocale Nigrignanum in un potpourri di canzoni della tradizione. A coronare la bella serata il mini concerto dei vicini di casa, la brass band della comunità di Visinada diretta dal maestro Alen Bernobić, per poi festeggiare tutti assieme e a lungo in un'atmosfera divertente sulle note dei Burra Band, come ce lo conferma, stanca ma contentissima e visibilmente orgogliosa degli esiti, la presidente della locale comunità degli italiani Mirella Gasparini. Buonasera a tutti da Santa Domenica. Come da tradizione anche quest'anno la comunità degli italiani di Santa Domenica con il comune ha organizzato questa festa per il patrono di Santa Domenica. E quest'anno posso dire di vedere molta più gente. Abbiamo messo in mostra questa sera tutto quello che è stato fatto in comunità durante tutto l'anno, da canto, ballo, pittura, corsi di pittura e altro. Posso dire che la gente è praticamente entusiasta di tutto questo. Quest'anno abbiamo aggiunto anche un torneo di bocce, ma non un torneo vero e proprio, un torneo che viene svolto praticamente soltanto dalla gente del paese e della nostra comunità. A Santa Domenica in comunità ci si gode ora della meritata pausa estiva, ma già a fine mese il sodalizio si prepara ad ospitare il gatto e le volpi, pronto a presentare la tradizione canora rovignese al pubblico di Castellier nel parchetto antistante alla chiesa parrocchiale nell'ambito dell'avviato progetto della serata romantica all'italiana. Ed è tutto dal TG, grazie dell'attenzione e buona serata. Cari amiche e cari amici, nonostante la pandemia, le comunità degli italiani si è dato tanto da fare alla fine del 2021. C'erano tanti bei spettacoli e programmi di vario genere, con un pubblico però ridotto nel rispetto delle misure epidemiologiche.
Non faccio nomi per non dimenticare qualcheduna, altre comunità però era un pochettino sottotono, come che si dice, ma avrà tempo di rifarsi nel 2022, che lo avremo quasi tutto davanti a noi e uno dei momenti più importanti sarà le elezioni. Tutti voteremo per il rinnovo degli organismi dell'Unione Italiana. Si parla di aprile, maggio, si parla anche dell'autunno. Personalmente preferisco l'autunno in quanto è il modo che si possa votare in base al nuovo statuto dell'Unione Italiana ancora in fase di definizione. La mia raccomandazione è mettere in lista per l'Assemblea dell'Unione Italiana e delle altre cariche per dare ai connazionali una scelta più grande. C'è bisogno di gente nuova a tutti i livelli e c'è bisogno anche di connazionali che ultimamente si allontanano per vari motivi. E intanto la comunità de Buie si prepara per le sue elezioni, quelle interne fissate per domenica 27 febbraio. Passare avanti buiesi, che avete tempo di consegnare le candidature fino al 21 gennaio. E infine che mando le mie congratulazioni ai connazionali in Slovenia che arriva verso l'ufficio per il bilinguismo dove sono stati assunti i traduttori. L'ufficio venirà inaugurato in maniera solenne entro il mese in corso. Bravi sui dirigenti, mi godito la mia, voi dite la vostra, grazie e alla prossima. Pace e bene, cari amici e amiche, ci ritroviamo insieme per la preghiera di mezzogiorno. Lascio un istante di silenzio in cui portiamo il silenzio dentro di noi per prepararci alla preghiera. Facciamo insieme il segno della croce nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Glorioso e potente Signore, che alterni i ritmi del tempo, irradi di luce il mattino e accendi di fuochi il meriggio. Tu placa le tristi contese, estingui la fiamma dell'ira, infondi vigore alle membra, ai cuori concedi la pace. Sia gloria al Padre ed al Figlio, sia onore al Santo Spirito, all'unico e trino Signore sia lode nei secoli eterni. Amen. Preghiamo l'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compia in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo di Dio si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione di tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Invocazione allo Spirito Santo. Vieni, o Spirito, Creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato. O dolce Consolatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima, dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, irradia i tuoi 7 doni, suscita in noi la parola, sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre ferite con il balsamo del tuo amore. Difendici dal nemico, reca in dono la pace, la tua guida invincibile ci preservi dal male. Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e del Figlio, uniti in un solo amore. Amen. Preghiamo. Esaudisci, o Dio instancabile amore, i desideri della tua Chiesa in preghiera. Proteggila, confortala adesso con i doni della tua provvidenza e preparale in cielo il tesoro dell'eternità beata. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ti auguro un buon pomeriggio e un buon proseguimento della tua giornata. Il Signore ti custodisca nella pace. Ciao ciao e abbi cura di te.